Arrabbiati ragazzi, arrabbiati! Vai Frank, dai! Amici di Calcionapoli 24, siamo a Di Maro. Anche quest'anno vi racconteremo il ritiro in maniera un po' particolare, parlando con le persone. Benvenuti alla prima puntata della seconda stagione di Gente Di Maro. Gente di Maro, eccoci qua. Ad aspettare il pullman del Napoli quest'anno non c'era tanta gente come l'anno scorso. Forse è il troppo caldo. Vabbè, perché tutti sul carro, quando poi le cose non vanno bene scendono. Io sono molto fiducioso. La fede è fede, chi è fedele alla propria maglia, ai propri colori dovrebbe venire anche in questi momenti. Comunque con chi c'era per ingannare l'attesa abbiamo parlato del più e del meno. Fanno buono qua a Trentino, buono. A Trentino. In Trentino. Ah, e che cosa ci hai messo dentro? Specchio e formaggio. Ah, sei andato su un prodotto tipico. Classico. Un'altra scelta giusta che hai fatto è la maglia nera sotto questo bel calore. Sto schiattando, mamma mia. Da dove provieni? Da Parma. Io sono di Fano. Vengo dalla Germania appositamente. Io abito a Pisa. Io vengo da Reggio Emilia, però sono di Afragola. Abitiamo a Venezia, però siamo di Napoli. Allora, che cosa aspettarci da questa stagione? Cosa aspettarci? L'arma in più deve essere allenatore, deve essere. Quest'anno perlomeno in Champions ci torna arrivare. No, quest'anno ci rifacciamo, con Conte ci rifacciamo. Che cosa porta in più Conte? È la grinta, Tanta esperienza. Maturità, Grande entusiasmo. fiducia. severità. È la severità. Sta buscono. No dai, è impossibile. Parliamo un po' di Rafa Marin. Marin è un punto interrogativo, non lo conosciamo, almeno io non lo conosco. Però diciamo l'ultimo anno avevo fatto bene. Giovane. Poi è bello alto. Sì. È grosso, è muscoloso. Sì. C'ha 22 anni. Sì. Provenienza Real Madrid. Sì. Dici solo sì tu. Viene da Real Madrid, ma da Real Madrid non ha mai giocato. Con quelli del Real Madrid in passato siamo andati bene, Cagliaon, Albiol, quindi speriamo, dai. Le prospettive ci sono per far bene. Se le cose non dovessero andare bene, noi sappiamo già come imprecare. Mannaggia Marin. Mannaggia Marin. Spinazzola se torna come agli europei. Spinazzola se sta bene secondo me può fare un grosso campionato a Napoli. Se sta bene ci darà sicuramente una grande mano. Ha avuto i suoi problemi. No, a Napoli non si romperà, perché a Napoli diventano tutti più forti. Amen. A me? Cosa vuole consigliare a Spinazzola per rimettersi in forma, per non infortunarsi? Deve lasciare in pace le pastiere quando viene a Napoli. Tutti devono rimanere fedeli alla promessa iniziale, a Mafaticà. Non può chiamare. Mare di Napoli fa bene, no? Mangiano poche paste e patane, vai buono, vai forte. Dice la pasta e patate lo mette in Lo forza. mette in forza, bravo. A buffo di pasta e patane, Spinazzo, fammi a sentire a me. L'attualità ci porta allo stadio di Di Maro dove il Napoli sta tenendo il primo allenamento. Andiamo a parlare un po' con la gente sugli spalti. Grandi, alici come prima. Sarà lui, sarà lei. Sembra un gender reveal. Dimmi tu. Come va? Bene, tu? Abbastanza bene. Mo sono arrivati in questo istante, voleva accendere le sigarette. No, vabbè. Allora bene che l'abbiamo fermata. Come sta procedendo? Bene, mi sono pure emozionato all'inizio perché non lo so. Non me l'aspettavo, non lo so, la prima volta che vengo, bello. C'è un silenzio surreale, c'è proprio concentrazione per vedere, eh? Sì. Stavamo concentrati sulla Come se non si volesse disturbare. Assolutamente sì. Li stiamo facendo lavorare tranquillamente. Non vogliamo dare fastidio al mister così non ha scusanti. C'è stata parecchia delusione, quindi volevamo magari vedere come si approcciava Conte, i giocatori, come si approcciavano anche al pubblico. Conte si è mostrato disponibile, si è mostrato carino con i tifosi. Assolutamente sì. Io penso che sia contento. È contento. Mentre la squadra si allenava, il profilo Instagram del Napoli ha caricato la lettera di Di Lorenzo che praticamente mette fine a tutte le voci di mercato del capitano. Di Lorenzo rimane e con una lettera cerca di riabbracciare il pubblico napoletano. Di Lorenzo, cos'è? Giocatore? Perché? No, io non seguo il calcio, mi dispiace. Di Lorenzo Rimane. 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 Oggi? No, domani rimane a Napoli. Rimane a Napoli. Mi sembra una cosa molto bella, anche la lettera che abbiamo visto è stata bellissima. Si è pentito, sì, l'ho sentito. Va bene. E quanti anni ha avuto Di Lorenzo? Lo perdoniamo? Ma sicuramente. Allora lanciamo io un messaggio d'amore. Ti aspettiamo a Castel di Sangro. Il nostro capitano lo aspettiamo a braccia aperte. Mettiamoci una pira su, come si dice a Napoli, che è state, scudiamoci il passato, si menava lo vai sa. No, ma io lo sapevo che sarebbe rimasto. Era più Giuffredi che voleva mandarlo via da Napoli piuttosto che Di Lorenzo. Le parole, come si dice nel detto, come dice il detto, le porta via il vento. Quindi fatti perdonare sul campo. Ma quelli che hanno fatto miso campi io non li perdono. Non li perdona lei. Ci hanno messo schifo in faccia per tutte parti. Tu suda la maglia e i tifosi ti perdonano. Se si comporta bene, non lo perdoniamo, se no... Perdonato con riserva. Con riserva. Di Lore, perdonato ma con riserva.
Forza Napoli, ovunque e per sempre, Lello 31. 31. E 31 non vi diciamo per cosa sta. Forza Napoli sempre.